Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Treviso Swim Cup, allora una manifestazione giunta all'8ª edizione. E ci dice un po' di come è nata, come è proseguita l'edizione di quest'anno. Questa edizione riprende dopo gli anni di interruzione del Covid il movimento che avevamo avviato nei primi anni in cui è nata, attraverso il coinvolgimento con una sua formula particolare delle categorie dagli esordienti agli assoluti. Quindi la logica di questa gara, per cui ha avuto molto successo anche di partecipanti, è che mette insieme dalle categorie esordienti alle categorie assoluti. I giovani nuotatori si trovano a potersi confrontare in campo gara insieme agli atleti assoluti e quindi hanno degli stimoli di poter vedere anche atleti di grande livello che nuotano a fianco a loro, dal riscaldamento alle competizioni. Diversamente dalle stazioni classiche in cui ci sono le gare per i giovani e poi ci sono le gare per gli assoluti e quindi li vedono solo alla televisione. Questo per voi è sicuramente un impegno importante, stiamo parlando di oltre 1000, mi pare 1300 nuotatori in una manifestazione che si sviluppa in un paio di giorni. Sì, sono 1300 atleti per complessive 4000 presenze gara, perché la formula è anche tale da cercare di dare la possibilità a tutti i nuotatori di fare più gare, di mettersi alla prova in più competizioni, abituandoli fin da giovani a essere dinamici, a essere flessibili, a non concentrarsi su un'unica prova, un'unica specialità, cosa che possono fare poi quando sono più grandi, quando sono arrivati ai vertici per chi ci arriva e possono essere più selettivi, ma imparare a essere poliedrici, a non specializzarsi troppo precocemente. Quindi questa è la formula su cui cerchiamo di promuovere anche una crescita agonistica dei ragazzi. Ecco, questa è una gara che praticamente è inserita in un circuito, possiamo dire così. Ci spieghi come è strutturata la cosa? Sì, praticamente stiamo parlando di una serie di tappe che sono, possono essere da 3 a 5 tappe. La prima edizione della Treviso Swim Cup è stata nel 2015, in quel senso eravamo degli innovatori, perché come diceva Roberto abbiamo cominciato appunto a organizzare gare dove c'era la presenza dei ragazzini e fino agli adulti, e ne sono nati molte altre manifestazioni simili a questa, però la nostra unicità in realtà è che parliamo di un circuito per cui abbiamo anche dei premi particolari sulle tappe, andando a sommare i punteggi fino delle varie gare. E questo porta all'unicità. Diciamo che attraverso gli anni diciamo che chi nuota per esempio qui partecipa anche alle altre tappe. Sì, ovviamente. Può capitare che partecipi anche alle altre tappe. Tenga conto che dipende molto da dove si svolgono le gare, per cui per esempio Treviso acchiappa la macro area nord, Pesaro quella centro. In passato abbiamo avuto anche Pescara, Bari che facevano la parte del sud, però siamo stati anche in altre città sempre di grandezza media tipo Imola, Pavia, Lodi. Abbiamo sempre cercato di essere presenti in città di media grandezza. Quindi complessivamente, tenendo conto appunto che abbiamo qui 1300 atleti qui a Treviso, poi ne avremo immagino tanti altri, più o meno. Stiamo parlando dell'ordine di come minimo 3-4 mila giocatori. Esatto, e circa 150 squadre, per cui alla fine diciamo che ormai siamo abbastanza conosciuti nel panorama nazionale, poi soprattutto siamo garanzia di svolgimento di una gara fatta nella maniera professionale, perché ormai in giro immagino che ci sia apprezzamento dalla federazione per questo tipo di manifestazioni. Sì, ma abbiamo ovviamente buonissimi contatti anche con la FIN, perché in passato abbiamo avuto la partecipazione di atleti della nazionale stessa e di campioni del mondo stranieri. Ecco, vogliamo ricordare qualche nome così tanto sì, per... i soliti, non so, mi viene in mente Martin Enghi, Ceccon,
che sono stati Ceccone in tenera età, diciamo Martinenghi più recentemente, ma anche Mirko Di Tora, Orsi, campioni del mondo quali Chad Leclos, sudafricano, Laszlo Cel, ungherese plurimedagliato, francesi tipo la Melanie e Nick, la nazionale turca giovanile abbiamo avuto in passato. Noi cerchiamo sempre, fra l'altro, la caratteristica di questo circuito è di annoverare sempre delle squadre straniere all'interno delle manifestazioni, per cui parliamo di International Swim Meetings. Questo avviene raramente anche in altri meetings, invece vogliamo proprio avere la possibilità di avere atleti stranieri, perché anche gli atleti italiani vivono questa nuova esperienza di gareggiare con gli stranieri. Allora, qual è la salute, diciamo così, per così dire, del nuoto? Lei che è anche presidente, no? Regionale, del comitato regionale. Il nuoto sta godendo un momento sicuramente molto positivo. Dopo gli anni tragici del Covid, che hanno messo in ginocchio tutto il movimento sportivo, non solo nel nuoto ma in tutte le discipline, c'è un segnale di forte ripresa. C'è una situazione di difficoltà per le nuove leve delle categorie che hanno subito di più l'interruzione dell'attività a livello di settore giovanile e che stanno riprendendo in questo momento. Si vede anche che c'è una grande voglia anche di riprendere la partecipazione ad eventi e quindi stanno tornando le presenze significative a manifestazioni che fino a un anno fa e soprattutto 2 anni fa si faceva molta fatica a riproporre, quindi la ripartenza è stata graduale. Quest'anno è un anno sicuramente in cui in tutte le manifestazioni c'è stata una forte partecipazione. Dal punto di vista organizzativo è un impegno, immagino, anche economico, il supporto di sponsor è essenziale anche dal punto di vista anche dei volontari, no? Sì, pur avendo dei volontari comunque ci sono dei tipi di servizi che devono essere fatti dai professionisti, per cui cito ad esempio lo speaker, e diciamo che questa tipologia di meetings va preparata a partire da settembre dell'anno prima, perché poi dobbiamo stringere anche accordi con atleti stranieri, per cui cercare sponsor. È una macchina che parte praticamente 9 mesi prima e poi man mano si avvicina con la chiusura dei contratti sia pubblicitari che delle squadre partecipanti estere, per cui si comincia già a partire dai mesi di settembre-ottobre. Qual è il sogno per il futuro di questa manifestazione? Quale sarebbe, diciamo, il top? Ma per noi, guardi, basta ritornare un po' ad avere il periodo pre-Covid, dove mi sono dimenticato parecchi atleti importantissimi come Paltrinieri, Miressi, Scozzoli, cioè avere un livello di manifestazione con la presenza di atleti famosi, proprio perché abbiamo visto noi stessi, i ragazzini, apprezzare questa cosa, e tendiamo comunque ancora oggi, anche senza la presenza di atleti della nazionale, ad organizzare una manifestazione ben fatta con i sacri crismi, e più che un sogno diciamo che è un obiettivo che possiamo raggiungere a breve negli anni a venire, anche nel giro di 1 anno, 2 anni, riportarla ad un certo livello. Chiaramente diciamo che quest'anno, avendo le Olimpiadi, non ci aiuta la situazione, per cui dall'anno prossimo probabilmente siamo già in grado di ritornare a un altro tipo di manifestazione. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.